Una calda giornata dai colori tipicamente autunnali si è disputato domenica 8 novembre, nelle lande e nei boschi presso l'abitato di Doberdò del Lago in provincia di Gorizia, il campionato regionale del Friuli Venezia Giulia di corsa orientamento. La gara si è svolta su tracciati in cui si intervallavano tratte parzialmente scorrevoli a tratte tecnicamente impegnative, per una vegetazione labirintica nella quale i muretti a secco non sempre erano di aiuto. Unica consolazione per i partecipanti il non dover superare dislivelli gravosi. Alla prova hanno partecipato poco meno di 200 atleti regionali, a cui si sono aggiunti alcuni atleti provenienti dalla vicina Slovenia, dal Veneto e dalla Carinzia. Completo successo della manifestazione grazie all'impeccabile regia della società Punto K a cui era affidata l'organizzazione della stessa, con parere del tutto favorevole dei partecipanti per i percorsi e il terreno, ritenuti interessanti, impegnativi e divertenti a tutti i livelli. Alessia Ciriani ha confermato i pronostici della vigilia, confermandosi al top del ranking regionale nella sua categoria e aggiudicandosi tutti i titoli di questa stagione. Analoga posizione di primato per Sergei Mukhidinov. Al momento non si vede chi possa insidiare il primato di questi nostri campioni, visti i distacchi di 10-15 minuti dei loro antagonisti. Dei 12 titoli regionali in palio, 7 sono stati conquistati dalla Semiperdo Magnago, 3 dalla società Gaia e 1 ciascuno dal Friuli MTB Orienteering Trieste e dall'Aldomoro Paluzza. Il prossimo appuntamento con l'orienteering del Friuli Venezia Giulia è previsto per il 29 novembre a Ravosa per la finale del trofeo Paul Star.